Ehi, ehi. Generazione psicopatica, il clima da guerra in prima linea, però in pratica di 10-9 stanno in chetamine. Se già prima era tragica, ora sfiora il dramma ed è gamma cromatica che oscura ogni programma. E se l'aria si infiamma sono nessi d'amianto, un occhio che si appanna anche se ancora non ha pianto, ed è un vetro infranto in cui guardi attraverso, impronte sul cemento anche se fai il percorso inverso. E anche se ho perso le occasioni più nitide, stasi sulle frasi verso basi più solide, ma siamo alle solite, qualcosa è poco chiaro, come nato per rappare adesso pseudo metallaro, ovvero milioni d'euro per un flop, regina dell'hip hop che adesso in radio spinge i dischi delle lollipop. 0 gradi stop, qua c'è un difetto, sta merda riempie armadio, svuota sogni nel cassetto. Adesso vuoi capire se puoi credere a qualcuno, c'è fame di potere ma c'è chi resta a digiuno. Uno, per vedere le tue verità distrutte, c'è sete di sapere ma non me le bevo tutte. Adesso vuoi capire se puoi credere a qualcuno, c'è fame di potere ma c'è chi resta a digiuno. Uno, per vedere le tue verità distrutte, c'è sete di sapere ma non me le bevo tutte. Non c'è niente di peggio che credere al punteggio, beh adesso è già un lusso andare a chiudere il pareggio. Se spesso indietreggio fino al punto di partenza, perché prosegue il viaggio ma in corsia d'emergenza, ed è la consistenza che distingue sto ambiente. 23 Glock sopra calvizie incipiente, ma è principalmente una questione di presenza, ed è già più che eloquente l'inversione di tendenze. Ed ora che manca assenza di trame più estreme, volevi conti in banca e stai la banca del seme. A volte conviene, a volte è un'illusione fra canzoni disinvolte che durano una stagione. Allora la situazione si commenta da sola, è una sola, è l'estinzione della vecchia scuola. Ci si consola sapendo che sappiamo, qualcuno parla piano, io vado più lontano. Adesso vuoi capire se puoi credere a qualcuno, c'è fame di potere ma c'è chi resta a digiuno. Uno, per vedere le tue verità distrutte, c'è sete di sapere ma non me le bevo tutte. Adesso vuoi capire se puoi credere a qualcuno, c'è fame di potere ma c'è chi resta a digiuno. Uno, per vedere le tue verità distrutte, c'è sete di sapere ma non me le bevo tutte. Bueno, complimenti, almeno vedo del coraggio e so che ce ne va un casino fra Sanremo e il 1° maggio. Un viaggio clandestino se il primo dei tuoi pensieri è per l'ingaggio più vicino a una cifra da 5 zeri. Dai, siamo sinceri, è per questo che lo facciamo, anche se il resto dell'idea che è più onesto sia un ciarlatano. Riconosciamo che ha finito sta vergogna e sappiamo che il più pulito garantito c'ha la rogna. E poi ci domandiamo se bisogna aver paura di chi sogna un posto a tavola ma mangia spazzatura, di chi su sta cultura ci ha soltanto speculato, di chi va addirittura da MTV e fa l'impegnato, di chi si è accontentato solo di mezza misura eppure si è smontato il suo logo è una montatura, di chi su sta andatura rallenta, sì, perché ogni cosa si cura qui, ce ne si inventa 30. Adesso vuoi capire se puoi credere a qualcuno, c'è fame di potere ma c'è chi resta a digiuno. Uno, per vedere le tue verità distrutte, c'è sete di sapere ma non me le bevo tutte. Adesso vuoi capire se puoi credere a qualcuno, c'è fame di potere ma c'è chi resta a digiuno. Uno, per vedere le tue verità distrutte, c'è sete di sapere ma non me le bevo tutte. Adesso vuoi capire se puoi credere a qualcuno, c'è fame di potere ma c'è chi resta a digiuno. Uno, per vedere le tue verità distrutte, c'è sete di sapere ma